Un incontro si è svolto ieri presso la prefettura di Agrigento con il prefetto Maria Rita Cocciufa e rappresentanti dell'associazione agrigentina Tante Case, Tante Idee, per segnalare ancora una volta come in un momento in cui si parla di ripartenza le strutture ricettive soffrono la carenza idrica. Già qualche giorno fa l'associazione Tante Case e Tante Idee aveva lanciato l'allarme e chiesto un incontro con i massimi vertici della prefettura agrigentina. L'associazione Tante Case Tante Idee aveva lanciato l'allarme sulla crisi idrica per le strutture ricettive. Il vostro allarme è stato raccolto dal prefetto che oggi vi ha incontrato. Cosa vi ha detto? Le emergenze non finiscono mai in questo territorio, a volte la spazzatura, adesso l'acqua, insomma chi più ne ha più ne mette, ci siamo abituati, però noi non ci arrendiamo, continuiamo a credere nelle potenzialità di questo territorio, continuiamo a credere nello sviluppo turistico come unica industria per creare sviluppo e occupazione. Abbiamo lanciato un appello perché è paradossale che in un momento in cui si parla di ripartenza e le strutture ricettive del nostro territorio incominciano a ricevere le prime prenotazioni, a ospitare i primi clienti, i primi ospiti, si presenti l'emergenza idrica e siccome noi ci mettiamo la faccia e non vogliamo perdercela, vogliamo rappresentare questo territorio al meglio, come hai detto tu abbiamo lanciato un appello e questo appello è stato prima di tutto raccolto dal prefetto che è stata veramente gentile ad ascoltarci, a sentire le nostre problematiche, a conoscere quelle che sono le nostre esigenze, che poi sono le esigenze di tutti, le esigenze di tutta la città. Tutti noi soffriamo della carenza della distribuzione idrica, è ovvio che solo se teniamo alta l'attenzione su questa problematica possiamo arrivare a una soluzione. Il prefetto ovviamente conosce, ha già fotografato una situazione che ha ereditato e che va avanti nel tempo, l'emergenza idrica ce la portiamo sempre dietro da decenni, un po' tutto come negli ultimi 20 anni, però per fortuna abbiamo sentito anche e soprattutto da parte del prefetto che c'è chi sta lavorando per far fronte a questa emergenza e per evitare che si possa protrarre ancora a lungo. Speriamo insomma di poter vivere un'estate serena e di poter offrire ai nostri ospiti il servizio che meritano. Lei rappresenta i BMI che si trovano nel centro storico, qual è la situazione? La situazione è quella di forte preoccupazione perché dopo un anno di pandemia stiamo facendo i conti con una carenza d'acqua che c'è sempre stata, però in qualche modo ci facciamo più attenzione adesso perché finalmente riceviamo tante prenotazioni, ogni giorno aumentano sempre di più, ma percepiamo che in città rimane sempre il problema dell'acqua e quindi siamo molto preoccupati e stiamo monitorando giornalmente le nostre riserve per capire se possiamo fronteggiare, se possiamo accogliere davvero i turisti che ci stanno chiedendo di arrivare e non è del tutto scontato che questo possa avvenire, pertanto desideriamo e siamo convintissimi di attenzionare il problema ogni giorno. Abbiamo pochissimi turni in centro storico, soltanto 2 giorni, nel mio caso specifico, e non riusciamo ad arrivare a superare il fine settimana, ecco. Quindi siamo veramente molto preoccupati. Anche a Sierra la situazione idrica è abbastanza preoccupante, cosa avete registrato? Abbiamo registrato un notevole peggioramento di una situazione già precaria, perché siamo passati da 2 turni soltanto a settimana addirittura un turno, che ovviamente è insufficiente. Anche perché non tutti hanno delle riserve idriche così capienti da garantire una gestione di questo genere. Noi siamo una struttura nel centro di San Leone, che è comunque la zona balneare, ma all'interno dell'associazione Tante Case Tante Idee vogliamo rappresentare un po' tutte le strutture ricettive agrigentine, che in vista proprio della riapertura e finalmente delle prenotazioni che sono tornate, anche numerose per la verità, ci troveremo a affrontare la stagione senza i mezzi per poterla affrontare, cioè i mezzi basilari, ossia l'acqua per i nostri clienti, ma direi anche per i cittadini.